Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Discursus, la fatica e la gioia di produrre dischi in Sicilia. Nonostante stia diventando un appuntamento rutinario, ci sono delle novità. Questa intanto è la quarta puntata, mentre quella di prima era la terza, e poi adesso è nato il gruppo Facebook, al quale vi prego di iscrivervi perché ci saranno delle iniziative che lanceremo attraverso i post del gruppo e ci saranno dei premi in palio, come per esempio essere citati nelle puntate di Discursus, se vi fa piacere, o anche non essere citati, nel caso in cui essere citati è l'ultima cosa che voi desideriate. In sovraimpressione la durata delle puntate precedenti, che potete comodamente vedere attraverso il nostro gruppo o attraverso YouTube. Ho un impegno con tutti voi di svelare il trucco che mi ha consentito di risolvere in un lampo il cubo di Rubik. Questo è rimasto così da quel pomeriggio del 1980 in cui l'ho comprato e ho deciso di non andare avanti per non complicare la situazione. Questo adesso invece è incollato, proprio incollato, con due cubi il cubo si risolve più facilmente che con uno. Ah, Francesco, non riesco a togliermi dalla testa questa deliziosa musica della tua canzone Un tempo che i taxi. E stavo pensando che veramente l'Italia è piccola, è una piccola Italia, perché eh, Sicara o Cicara è un nome che non appartiene solo al tuo territorio. Io ti leggo adesso, in perfetta lingua originale, un'iscrizione che c'è su una scatola di biscotti tradizionale, biscotti che vengono dal tempo dei tempi, in quel di Venezia, li mangiava anche il Doge, e il biscotto si chiama baicolo, scritto baicolo, ma la pronuncia è un po' diversa perché sai che questa L dei veneziani, baicoio, tipo una cosa di questo tipo. E c'è questa iscrizione: Noghe a sto mondo no, più bel biscotto, più fin, più dolce, più lisiero e san, parmogiar nella sicara o nel gotto del baicoio nostro venezian. Allora, la traduzione non c'è a questo mondo nessun biscotto più bello, più delicato, più dolce, più leggero e più sano, parmogiarne a sicara o nel gotto, per ammollare, per inzuppare nella tazza o nel bicchiere del nostro baicolo veneziano. Quindi vedi che anche i veneziani al tempo che i tazzi, solo che i veneziani ci mettono anche il gotto, perché poi questa del biscotto era una scusa appunto per prendere in mano il gotto, e questo era il classico gotto de vin. Ma questo solo per far capire ancora di più come in effetti l'Italia sia una piccola Italia. Amico mio che vai per terre assai lontane e non ti porti dietro nostalgia né pane, cercare l'altra faccia della luna ci consuma. Viaggiare il mondo come tu lo vedi, viaggiare il mondo, attraversarlo a piedi, cambiando ancora senso ai punti cardinali, per fare solo dei viaggi eccezionali. Piccola Italia di mondi lontani, di gente che non guardi mai.
Piccola Italia che ceni in cucina davanti a uno schermo di guai. Se sento meglio, sbatta faccio muro, senza nodo, sarò spiglio scuro. Da quando tempellario ne bagniamo tutte, hanno da panna, fissate sono asciutte. Guarda la tua terra, dimmi cosa vedi, è bella la tua terra da girare a piedi, il mare, la montagna, il mondo di domani, che porti dentro gli occhi e dentro le tue mani. Piccola Italia di mondi lontani, di gente che non guardi mai. Piccola Italia che ceni in cucina davanti a uno schermo di guai. Piccola Italia, 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 piccola Italia. E se fu una piccola Italia quella che Edoardo radunò al Mulino Recording di Acquapendente per produrre quel brano, mettendo insieme noi 4 palermitani, io, i 2 Giuseppe che già conoscete e Dario Sulis che già da alcuni mesi collaborava con noi, affiancandoci a Francesco Luzzi, Cesare Chiodo e Guido Benigni che lavorarono alla produzione di quel disco. Una piccola Italia di grandi nomi fu quella che radunò sulla copertina del disco che uscì nel 1994. E fu lì che scattò per me il fenomeno che chiamo Piccola Italia. Ma per meglio capire il funzionamento di questo fenomeno, devo necessariamente raccontarvi un aneddoto di qualche anno prima. A Palermo era in funzione ancora il piccolo teatro e gli artisti palermitani si trovarono radunati lì in una manifestazione di sostegno al giornale L'Ora. Io avevo cominciato da pochissimo a esibirmi in pubblico e mi trovavo in mezzo all'affollata sala con la chitarra in mano in attesa di essere chiamato sul palco. A un certo punto il presentatore fa: "E adesso, signori, Ciccio Giunta!" E il signore accanto a me mi guardò e disse: "Eccomi che è." Io scoppiai a ridere e gli risposi: "Sono io." Il signore diventò bianco, rosso, si rimase malissimo. E io gli risposi letteralmente: "Ora ti faccio venire così io." Andai sul palco e cantai un paio di cose ricevendo degli applausi strepitosi. Tornai indietro ripassando davanti a quel signore e gli disse: "Uvedisse cosugno." Se lì ero riuscito a gestire la cosa e a prenderla con una montagna di tenerezza, pensate cosa significò vedere quella copertina e cercare di immaginare in tutti i dialetti possibili ognuno dei colleghi di Edoardo che, scorrendo l'elenco, arrivando al mio nome, avrebbe detto nel suo dialetto: "Eccomi chi è." Questo è quello che io chiamo per me l'effetto Piccola Italia. In quegli anni il mondo era ancora così tanto analogico da essere costretti, per avere delle immagini in scena, a fare ricorso alla proiezione di diapositive su schermi perlinati. Noi ne utilizzavamo 3 e sulle note e i suoni di Xicara, brano strumentale di Giuseppe Greco presente nelle Varche a Mare, con il sottotitolo di Preludio a fumo di castagne cagliate, aprivamo il nostro concerto
con un diaporama scritto da un ragazzo straordinario e uomo meraviglioso, Giuseppe Gargano, che con la sua poesia e la sua arte alleggeriva questa costrizione all'uso di strumenti lontanissimi dagli effetti speciali a cui oggi finalmente possiamo fare ricorso. Questo momento di discursus è dedicato a lui, a quel cuore grande che ci ha lasciato troppo presto. Ciao Giuseppe.
Ciao Francesco, un caro saluto a tutti gli amici che ci seguono. È Giuseppe Greco che vi parla e vi saluta dalla Repubblica Indipendente del Castello di Baia. Come vedete dalle immagini abbiamo deciso di invitare alcuni amici, chiaramente rispettando le dovute distanze. Oggi vi accennerò a Xikara, registrata in Vivarchi a Mare. L'idea mia era quella di assemblare suoni provenienti da una matrice più popolare, storica, e quella dei venditori ambulanti dei mercati principali della città di Palermo e di suoni di tamburi particolari cittadini preannuncianti alcune festività come la Pasqua, come tante altre festività. Tutto questo immerso in un tessuto musicale che chiamasse un po' la nostra tarantella siciliana. Ne venne fuori una piccola composizione in cui, grazie alla possibilità di utilizzare i campionatori dell'epoca e l'utilizzo al solito di sequencer digitali, ne venne fuori un insieme che univa un tessuto diciamo poliritmico unito ai colori, suoni della Bagnate, umori della città viva. Da lì a poco, grazie al montaggio curato da Natale Lopez, il brano divenne, come appunto spiegava Francesco, la sigla di apertura del nostro concerto sulle meravigliose diapositive create dal nostro carissimo Giuseppe Gargano. L'altro brano, oggetto di ampia discussione di Vivarchi a Mare, fu Tra Arbuli e Pitruna. All'ascolto del master qualcuno si accorse che alla fine del brano vi era stata inserita una coda, chiamiamola contaminazione, che io avevo inserito da una mia performance live. Ma la cosa più divertente fu che era stata interpretata come un malfunzionamento del CD o del lettore. E lì, considerata la natura del brano di Francesco, che descrive un atto d'amore così primitivo, che si consuma in una natura selvatica, con un testo vero, intenso e carico di espressione, mi venne subito in mente una chiamiamola contaminazione, ma che era appunto un sottolineare quell'intenzione con un suono che è anche il suono della chitarra che suonavo, che rimarcasse appunto quell'aspetto del dimmi di quel brano. Può piacere o no, ma lo rifarò. Un caro abbraccio a tutti quanti. Ciao, ciao.